queste canzoncine e queste cose nostalgiche degli anni 70. Siamo qua per portarvi un messaggio importante, che da destra e da sinistra in tutto il pianeta civilizzato e democratico si riassume in una sola parola: noi abbiamo ragione, perché bianchi, perché troppo sfacimi e perché abbiamo più soldi degli altri, fondamentalmente. Per questa ragione noi siamo da tempo impegnati in una lotta spasmodica e senza quartiere contro il male. Come si chiamava quella cosa di 007? Come si chiama di 007? Quelli là dell'altra parte. La Contra, la Spectrum, la Spectra, vabbè, stavamo là. Come si chiamava? Spectre. Avete visto i film di 007? I nostri comandanti in capo, da Obama a Berlusconi, si sono formati politicamente sui film di 007. Noi, ad esempio, stiamo portando duramente una grande battaglia in un paese molto lontano che voi non conoscete, ma che i vostri antenati qua alla Giudecca, a Venezia, conoscevano bene, e anche ad Acerolo, in parte della casa mia, conoscevano bene un posto che si chiama Afghanistan, là lontano. Fammi una musica afghana. La sai fare? Fammi una cosa americana allora, una cosa americana. Ok, vabbè, basta, non sapete fare, fa niente. Cosa stiamo noi là a fare? Se non portare la libertà e la democrazia che noi qua in Italia ben conosciamo dal 48, quando Alcide De Gasperi ci salvò dal morbo comunista. Cosa stiamo là a fare? Vogliamo parlare della condizione delle donne in Afghanistan? Ragazze, voi state tutte qua scollacciate, che state qua a sentire questo concerto, le vostre colleghe afghane non hanno la possibilità perché hanno il burqa in testa, e noi stiamo là a combattere perché si tolgano questo burqa da testa e le più carine avranno il piacere e il privilegio di andare a Villa Certosa con il nostro Presidente del Consiglio. Questo noi sappiamo che cosa vuol dire la dignità della donna, sappiamo che cosa vuol dire la figura della donna in un paese come questo, dove addirittura uno diventa ministro, per esempio, per una botta e nulla più, perché in Afghanistan niente da fare, non le fanno diventare ministro. E allora noi vi vogliamo far sentire e regalare questo coso. Scoppietta un po', tengo paura che un poco parte e muore purissimo, diciamo. Vabbè, vi facciamo sentire una canzoncina fessa di un film più fessa ancora, che molto tempo fa ci spiegava per quale ragione noi occidentali stiamo cagando la minchia in tutto il pianeta da più di 2000 anni. Prego, signora Cocco.